Ieri, durante una cerimonia tenutasi presso il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia ha consegnato al direttore regionale Musei del Veneto, Daniele Ferrara, un importante ritrovamento, un'antica anfora attica a figure nere, databile attorno al 500 a.C., attribuibile al gruppo di Leagros. La cerimonia è stata resa ancora più significativa dalla presenza dell'assessore al turismo della città metropolitana di Venezia, Simone Venturini, e dalla presenza della direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, Alberta Facchi, oltre a funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e rappresentanti di istituti universitari e di ricerca. Il termine gruppo di Leagros fa riferimento a un gruppo di ceramografi attivi ad Atene tra il 525 e il 500 a.C., specializzati nella tecnica a figure nere. L'anfora ritrovata costituisce una preziosa testimonianza della civiltà dell'antica Grecia e della sua arte ceramica. Il contrasto al traffico illecito di reperti archeologici rappresenta uno degli obiettivi principali del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia. Grazie alle verifiche costanti presso gli esercizi commerciali di settore e alla collaborazione di studiosi appassionati, il patrimonio pubblico viene arricchito di queste testimonianze storiche, restituendo alla collettività oggetti che narrano la storia di territori e comunità antiche. Questo sforzo congiunto tra istituzioni e professionisti mira a preservare il ricco patrimonio culturale dell'Italia e a renderlo fruibile per le generazioni presenti e future. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.